Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, vai di FIFA e stavolta proviamo esperto, che magari forse è il livello più giusto con un giocatore così scarso. Proviamo a sto punto, col Milan. Col Milan sicuramente non gioco, ho appena giocato, ho fatto anche la cagare. Vediamo un po'. Simula la partita, separiamo le bombe, anche se il Milan è una merda, purtroppo. Ah, ma Zapata è espulso, allora il Milan perde tanto. 3-1. 3-1. E niente, partita spostata. Prestito Rio Ave, bella squadra Rio Ave. No, sto primo anno me lo voglio fare al Verona. Ho giocato poco, però pazienza. Prossimo anno me ne vado via se vedo che vado in una squadretta di merda e vediamo. Allora. Contro e a Roma, contro la Roma, cuore d'esta città. Prestito. Ma non mi piace, non mi fanno da cagare queste squadre, cioè, che cazzo vado a fare? Gialla come il sole, rossa come il cuore tuo. Beh, si pareggio i turbe segna spesso però, I turbe me lo godo. Oh, se c'è il calciomercato. Dai, quel calciomercato rompe i maroni, dai, che palloso. Ok. Dai, veloce. 4 ore al termine. Tac. Dai, che voglio giocare. Un'oretta. Ciao. Ok. Su col Sassuolo gioco, me lo sento. Sarà la mia partita. Sarà la partita di Veneziano. No, è che gioco io. Sì, però non è possibile. Cioè, che cazzo fai una... Boh, non lo so. Caccia mette, mamma mia. E si va a vincere 1-0. Almeno vinciamo, dai. Almeno se siamo salvi, magari dopo Mandorini può provare anche Veneziani, me la un po' più tranquilla, speriamo. Adesso c'è il Toro. Simula partita, porca troia. Vedi, guarda, ti sta bene, Pirla, ti sta bene. Adesso gioco con le che poi a me, ma non gioco con le big, no, perché sennò, cioè, veramente... Potè, ma come potè giocare potè? Come potè? 2-1 con la Juve! 2-1 con la Juve, che vittoria! Vorrei giocare... posso giocarne una, grazie. Oddio. Avanza. Oh, ragazzi, questa deve essere la mia occasione, però, Questa deve essere la mia occasione. Vai. Dai, ragazzi. Sotto il diluvio di Livorno bisogna vincere. Vai. Un saluto a tutti, sono Fabio Chiaressa e commenterò questa interessante partita con Beppe Bergomi. Ciao a tutti, Vai. mi auguro che sia un bel incontro. Vai Comendon, c'è già proprio di spazio, il Comendone tira! Forse è un po' più equilibrata così, speriamo. Su questa squadra non riceve gli elogi che meriterebbe, sa mettere in mostra un calcio diretto e produttivo. Direi che una posizione a metà classifica è la loro migliore ricompensa. Sì, vai Come.
La gara di oggi si giocherà sotto la pioggia. Vai veneziano. Prova il tiro ancora. Bene, almeno tiro però, dai. Faccio una fatica immensa, almeno ci divertiamo un po' di più, cazzo. Dopo quando divento più forte, una squadra più forte, si ritorna a campione, chiaramente. Romulu. Alfredson. Bella. Niente da fare. Almeno posso tirare, insomma, con questo livello di difficoltà. Dai che sbaglia! Mamma mia. Viaggianti. Viaggianti. Greco. Mbaye. Mesbah. Si porta in avanti. E la difesa attenzione. Il difensore intercetta. Vedi, si soffre comunque, almeno però un po' più aperta, perfetto. Dai. Insomma, questo è il livello giusto. Alfredson. Vai cazzo, vai. Vai come. Guarda, vai roba, guarda che roba. Non sto in piedi, mi supera chiunque. Rinaudo. Dai, pressiamo, bisogna vincere, bisogna vincere, bisogna vincere. Un'ottima visione di gioco e senso della posizione. Romulu. Palla che non filtra. Bravo come. Tira! Vediamo il tiro. Ma no, ma che cesso di tiro, ma che cesso. Però stiamo giocando, dai. Qua me l'ha presa bene purtroppo. Dai, come lotta, lotta. Belfodil. Mesbah. Dai che roba nostra, schizza. La palla termina fuori, rimessa del portiere. Dai Fiori. Alfredson. Bravo, eccolo qua. Avanza palla al piede. Guarda che roba, cioè, meno male che era più facile, esperto, non cambia un cazzo. Se sei pippa, sei pippa. Cioè. Troppo scarso il mio giocatore, Mamma mia. Greco. Bisogna lottare, bisogna lottare. Per almeno così è un po', c'è un po' più di speranza, ecco. C'è un po' più di speranza così, ecco, almeno questo. Si rigardi. Può passarla, ci sono i compagni, sulla sinistra soprattutto. Rinaudo. Sì, e siamo anche con una delle squadre più scarse, quindi pensa a te. Occhio, Mesbah. Mesbah fuori. Il pallone finisce agli avversari dopo il traversone. Alfredson. 1-2 di precisione. Bravo come. Prova il tiro. E niente, non devo tirare da fuori perché sennò non arrivo. Non arrivo purtroppo. Bravo palla come. riconquistata con un contrasto pulito. Guarda che male che giochiamo. Altro che livello principiante devo mettere. Bravo. Dai che cuore. Il cuore. Tipico cuore come indiano. Almeno ce la giochiamo un po' di più così. Però comunque è durissima, ragazzi. Esperto al nostro livello. Cioè qua non altro che facilitare le cose. Se insegno sono veramente un figo con questo giocatore. Come ho fatto a fare un gol non lo so. Proprio per cara di testa che è il mio pane. Dai, tira, arriva l'ass. Ma va a fare in culo, ma dai, ma che assist ho fatto? Ma non ci credo, ma che devo mettere il livello minchia proprio, dai, ma dai. Attenzione a Livorno, bravissimo. Perde il controllo della palla.
Il quarto uomo esibisce il tabellone luminoso che indica 2 minuti di recupero. Dai, niente da fare. Che assist che avevo fatto, porca miseria. Porta palla verso l'area. Interrompono l'azione allentando la pressione. Poteva essere il primo assist in carriera. Fischia un fuorigioco. Paulinho, bravo. La palla grazie a un grande intervento. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. 0-0 alla fine Un dei pacco primi 45 caldo. minuti. E come prevedibile, Che disastro, che continua a disastro. piovere quando le squadre danno avvio al secondo tempo della partita. Duello fisico per il possesso Bravo della palla. Kume. Buono. Niente da fare. Viaggianti, appoggio di prima. Pressiamoli. Ora che lo sapevo. Mesbah. Si avvicina. Quello che vuole. Mesbah è il più scarso della storia. L'assistente alza la bandierina, è fuori gioco. Bravo. Perché l'ha passata così non lo so. Interviene con un tempismo eccezionale. Veneziano prova una cosa impossibile. Tira. Prova a tirare in porta. Sì, ma bravo, la Soca sfiga però, mamma mia. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Vai Kume, vai, corri Paolino! Al volo, ma che... Ci prova. E c'è il gol, non so come, ma arriva il gol. Verona 1, Livorno 0. Che culo, fioi. Ok. Guardate qua. Arriva il tiro svirgolato, tloc e gol. Forse era fuori gioco, ma chi se ne frega. Per fortuna però non devono porsi. Bravi, fioi, bravi. Il risultato è stato sbloccato solo nel secondo tempo. Sono curioso di sapere se ci saranno altri gol. Bravo, Kume la prende. Squadra di casa. Occhio, Greco. Bellissima, vede Alfred, ti prego Sella che è il primo assist. Alfred, ma perché? Porca puttana. Sì, è molto meglio così, almeno per un pochino, per salire un po' di livello devo tenere esperto, ragazzi, perché sennò veramente non ci divertiamo, dobbiamo anche divertirci chiaramente, sennò le dura. Un conto è giocare da soli, un conto è registrare, ragazzi, tutte 0-0, comunque con risultati di merda è noioso. Dopo chiaramente quando diventiamo più forti, ma quando cambiamo squadra, tac, vai di nuovo a livello campione. Bravissimi. Ah, che errore. Comunque con la squadra più scarsa della Serie A probabilmente fare 1-0 così, se volete con le B comunque prendi ancora le bombe. Mi dispiace perché 2 assist potevo fare, qui i coglioni hanno sbagliato. Greco. Dobbiamo tenere il risultato però. Sbaglia l'appoggio, sarà rimessa con le mani. E vengono rivoluzionate le formazioni. Bello questo. No, ma non è mai fallo. Ma non è mai fallo. In questi casi la sostituzione è necessaria per cercare di smuovere la partita dai suoi binari. Stanno preparando qualcosa. Mamma mia. Il tiro finisce al lato. Sì, deve aggiustare un po' la mira. Alfredson. Bravo. Ma perché ti fermi? Dio Cristo. Vaffanculo però. Ma speriamo di aver vinto almeno. Comunque è buona partita, però non puoi levarmi, dai. Vittoria per 3-0, vado via io, 3-0 vittoria. Buon fioi, siamo al 12° posto a 30 punti, siamo un po' migliorati, tutto positivo.
L'unica cosa devo cercare di fare qualche gol in più perché dobbiamo arrivare almeno a 5. Boh, raga, un saluto da Kumendo Venezia. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.